ci dicevano in regia Nicola e Claudio, ci sono molte telefonate, ne passiamo un po'. Chiedo ai nostri telespettatori gentilmente di essere brevi nell'esporre la problematica. Sentiamo la prima. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera a tutti, sono Claudio e telefono da Bologna. Prego, signor Claudio. Allora, io volevo parlare del fatto che sulla riforma del Senato ci sono molti parlamentari che si stanno mettendo di traverso e dicono chiaramente che c'è libertà di coscienza, non c'è vincolo di mandato, tutto bene. Però in base a quello che ci arriva oggi dall'Europa, se ho capito bene, l'Europa dice che noi come Italia potremo avere maggiori disponibilità di bilancio se e in quanto faremo le riforme. Allora io chiedo, a questo punto le riforme non sono più un optional, cioè se noi non facciamo le riforme rischiamo di creare un danno anche economico al nostro paese e a questo punto non si crea addirittura una responsabilità in capo a quei politici che vorrebbero mettersi di traverso. Fra l'altro proprio la riforma del Senato è una riforma che comporterebbe notevoli risparmi per il bilancio del nostro paese perché si risparmiano molti costi della politica. Certo, grazie. Poi Rossana Filippi le dà la risposta perché chi meglio di lei su può questo darla. Va a nozze. Faccio l'altra telefonata, sentiamola. Pronto? Se mi godete l'auricolare, grazie. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Grazie, buonasera. Con chi parliamo, da dove? Io sono Gastone di Montegrotto. Prego, signor Gastone. Dunque, interessantissima la vostra trasmissione. Il grosso problema qui del nostro paese è proprio la corruzione, come si sa, corruzione che va avanti da decine di anni. Tutti quanti dicono la loro opinione. Io invece penso che ci sarebbe un sistema facilissimo per sistemare questo fenomeno, e cioè quando un individuo o una persona entra ufficialmente nella politica ci sarà un periodo esatto di partenza, giusto? Ammettiamo che un politico entri in politica 10 anni fa. Oggi dopo 10 anni, la situazione vediamo qual è. Prima di tutto la situazione economica. Quindi si farebbe presto a vedere e a capire il sistema che hanno queste persone per approfittarsi della situazione politica che hanno in mano, e cioè fare un conteggio e un controllo di cosa avevano 10 anni fa e che cosa hanno oggi. Tutto bene. Io ho sentito dire da più di qualche avvocato stato chiaro, signor Gastone. Per tranquillizzare dicono che le famiglie erano famiglie ricche, quindi quello che avevano l'hanno avuto dal padre, dal nonno, eccetera. Certo, Io non però dico lei dice niente, fare un controllo da prima ad sarà come oggi. dice naturalmente l'avvocato. Però io dico questo, fare un controllo di cosa avevano e di cosa hanno adesso è facilissimo. Perfetto, grazie Gastone. Scusate, è il criterio che ha usato la procura questo? Se non danno una è il criterio valida che ha utilizzato la procura. giustificazione, Si pubblica. Certo, vuol dire che sono colpevoli, tra virgolette, ovviamente. senza, per cortesia, se non danno una valida giustificazione della situazione finanziaria di oggi, Infatti, ecco, questo è dovete portargli via tutto, Certo. anche il letto dove dormono. Grazie Gastone, è Ecco, stato molto questa è la chiaro. mia opinione. È stato molto chiaro. Sentiamo un'altra telefonata, ricordiamoci poi le risposte, quella prima del Senato e questa Morosin di questo risparmiatore che dice praticamente da prima a dopo se ha messo via tanti capitali. Sentiamo la telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Sono Andrea da Pordenone. Prego Andrea. Sulla corruzione basterebbe una legge, secondo me. Chi approfitta di soldi pubblici deve essere tolta la pensione, tolto tutti i benefici fino alla quarta generazione, che così si pulisce tutto, nessuno toccherebbe neanche un euro
mentre così, se continuiamo così, è il ben te godi per Certo. tanta gente che è in politica. Grazie. E purtroppo la gente seria è quella che paga nell'insieme più di questi. Grazie Devrata. Allora rispondiamo al telespettatore, quello del Senato che ha detto. Ma comincio subito con una cosa che il secondo ascoltatore. Adesso c'è questa regola per norma, legge, per cui chi ha incarichi pubblici deve pubblicare la propria situazione patrimoniale. Cioè, scusa, ma non è da adesso, no, sai? Sì, ma lo so, infatti è del 2001 che appunto, abbiamo l'obbligo di... Sto dicendo che chiunque può verificare qual è la denuncia che chi ha incarichi politici dai comuni sino ai parlamentari dichiarano. Tutte le nostre dichiarazioni sono online, quindi possono verificarle. Possono verificare cosa dichiaravano 10 anni fa e cosa dichiarano adesso. Poi è utile o non serve? Questo risponderà l'avvocato Morosì. Il metodo di mascheramento. Questo risponderà l'avvocato Morosì. Io posso dire soltanto che quello c'è. Senato. Allora, la riforma del Senato sulla base del testo del governo emendato, cioè cambiato, in base all'accordo, quindi con emendamenti a doppia firma Finocchiaro e Calderoli, è in calendario da 3 luglio. Dopo lo faccio vedere dopo la grafica di questo. Quindi si comincia a votare. Ci sono alcuni senatori sia del Partito Democratico che di Forza Italia che hanno presentato degli emendamenti per il mantenimento del Senato elettivo. Mi metti la grafica, Nicola, così la leggiamo assieme e mi correggi se non è corretta. Quella del Senato, della riforma del Senato, chiedo a Nicola che me l'ha scritta lui, eccola qui. Allora, composizione di Palazzo Madama: 95 membri eletti ai consigli regionali, 74 tra consigli regionali, 21 tra i sindaci, più altri 5 senatori scelti dal Colle. Nessuna regione potrà avere meno di 3 senatori, escluse Molise, Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano. Questo è il testo del governo così come risulta emendato dall'accordo, cioè, e quindi trasferito con i cambiamenti di Anna Finocchiaro e Roberto Calderoli. È il testo che dovrebbe andare in aula la prossima settimana. E verrà secondo lei approvato? Secondo me sì, ci sono i numeri, ci sono anche alcuni che diranno di no, cioè che voteranno i propri emendamenti, ritornando al Senato, diciamo, di prima nomina, eletto direttamente dai cittadini. Devo spezzare, se mi permettete, una lancia anche a loro favore, perché loro non si limitano a dire questo, loro comunque riducono il numero complessivo dei parlamentari, perché parlano di Senato elettivo, ma contemporaneamente riducono il numero dei deputati alla Camera, cioè la somma non cambia in termini di diminuzione dei parlamentari. È che il concetto della riforma proposta dal governo Renzi è diversa rispetto a quella sostenuta appunto da questa parte di senatori che effettivamente c'è, che però numeri alla mano è la minoranza. Senti, per curiosità, c'è qualche relazione tra poi i lavori della Camera o del Senato? Sono compiti completamente diversi, tranne alcune funzioni di garanzia. Faccio un esempio: l'elezione del Presidente della Repubblica e l'elezione dei giudici costituzionali. Se no, nella riforma, nella proposta, i compiti, ognuno ha una competenza diversa. L'ultima, non so se ce ne sono tante altre, però sentiamo la telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Ha messo giù molto probabilmente il nostro telespettore, l'ho fatto attendere troppo. Mi dite se c'è ancora oppure no? Pronto? Pronto? Eccoci, con chi parliamo e da dove? Mi chiamo Gianni, parlo da Treviso. Prego signor Gianni, abbiamo tutte le province. Senta, prima di tutto complimenti alla trasmissione, un saluto carissimo da Alessio Morosì, che è molto bravo. Ce ne vorrebbero tanti Alessio Morosì in Italia, ma purtroppo c'è uno solo. L'abbiamo noi veneti. Volevo rispondere alla Filippini. Sì. Prego, prego, stiamo ascoltando. Sì, volevo rispondere alla Filippini quando ha attaccato Zaia riguardo il Mose.
Zaia è 4 anni che è su a fare il presidente. Guardi che io non ho detto una parola su Zaia. Prima era Galan. Sì, ma non ha... Galan di Forza Italia. Io non ho detto nulla, mi dispiace. No, e lei ha detto che praticamente ha insinuato che guardi, Zaia sarebbe parlato, è il professore. Non è vero. Perché se ha messo Chisso, l'ha messo perché l'hanno visto. Ha sbagliato. Fermo. Lasci parlare. Ascolti, siccome ha fatto nome e cognome. Lei che sbaglia in trasmissione, tutto ci metti i pantaloni. Mi ascolti un attimo. Questa è una persona seria. Mi sa che lei attacca Zaia, perché vorrebbe fare lei il presidente ascolti i comunisti ormai non mi viene proprio per la testa neanche. Aspetti che cerco di spiegare per correttezza in modo tale che riesca a capire. Non ricordo, mi abbassi l'audio che cerco di spiegarli, stia attento, non ricordo il suo nome, ha visto male il passaggio precedente. È stata fatta una domanda di Napoli per un ragionamento che aveva fatto il professore inerente a Zaia, se era colpevole o no, ma nessuno l'ha attaccato in questa trasmissione. Dunque mi dispiace che abbia capito questo, perché la domanda era completamente diversa e la mozione che è stata posta dalla di Napoli era completamente diversa dall'accusare il buon Zaia, e la Filippin non è mai intervenuta in merito. Ridiamo l'audio al nostro telespettatore. C'è ancora? No, ha messo giù, ecco, vabbè. Era per dovere di cronaca, per correttezza e per chiarire come era successo l'episodio, insomma, magari che poi qualcuno non fraintenda. Il telespettatore stia tranquillo che io non ci penso affatto a candidarmi a fare il presidente della regione. Volevo chiudere il ragionamento sul Mose. Vittorio me l'ha fatto iniziare, ho detto facciamo una battuta. Abbiamo fatto una trasmissione fuori del canovaccio completamente. Ma ha fatto da fuori. Devo ringraziare Flavio Manzolini che cercava di entrare nell'Europa, cercava di darmi una mano, però voi mi portavate sempre fuori. Il tema però il tema comunque è una cosa del nostro territorio, sicuramente interessante, anche se ne abbiamo parlato, presumo sia stato di interesse, visto le telefonate che i nostri telespettatori che hanno gradito l'argomento. Però parliamo un attimino anche dell'Europa e inizio proprio con la Filippin. Il nostro Presidente del Consiglio sta lavorando in Italia, allora facciamo un po' un bilancio di come sta lavorando e come sta lavorando in Europa. Oggi è intervenuto sulla scelta del Presidente della Commissione, ha scelto quello del Lussemburgo, Letta ha fatto capire che non è un nome gradito come Presidente di Strasburgo, di Bruxelles, insomma del Consiglio, esatto. Dunque mi sembra che stia dando dei segnali importanti a livello europeo. È una chiave di lettura sbagliata, Filippi, oppure è così? No, è assolutamente corretta, nel senso che Matteo Renzi si è presentato in Europa dicendo una cosa ben precisa, cioè dicendo o si cambia verso, per citare il titolo della sua campagna elettorale, perché io sono una di quelle che ammette che ha vinto Matteo Renzi, non ha vinto il Partito Democratico le ultime elezioni. Il 40,8% è soprattutto merito suo. Si è presentato in Europa dicendo che la politica europea fatta fino a questo momento non è più sostenibile, e lo ha potuto dire da Presidente del Consiglio, per l'appunto vincente nella propria nazione. Oggi si è concluso un Consiglio europeo piuttosto importante, c'è almeno a livello di, adesso bisognerà vedere esattamente cosa dicono i documenti, un'apertura, nel senso che si propone un uso migliore, se non ricordo male, questa è l'espressione, della flessibilità, collegata però alle riforme. Poco fa quell'ascoltatore ci aveva detto esattamente questo, cioè noi chiediamo, diciamo all'Europa, tu Europa devi cambiare le tue regole sulla flessibilità di fronte a un paese che fa i compiti a casa, cioè fa le riforme, ma la partita adesso delle riforme è tutta nostra, cioè dobbiamo noi fare adesso le riforme. Il Presidente Renzi ha annunciato qual è la sequenza delle riforme che saranno fatte, alcune sono già in cantiere, sono già state, poco fa abbiamo parlato della riforma delle istituzioni, cioè
del Senato, che vuol dire la fine del bicameralismo perfetto, ma anche la modifica del titolo quinto e quindi del, chiamiamola, suddivisione delle funzioni fra regioni e Stato ed enti locali. Adesso lunedì prossimo ci sarà il prossimo step, che è la riforma della giustizia. Poco fa si parlava del processo giusto. Renzi ha avuto un ruolo importante. Ora andiamo a sentire anche economicamente cosa pensa l'economista Barna, cosa pensa su delle affermazioni appunto che aveva detto Renzi, cosa ne pensa lui, raccolte un paio di settimane fa. Sentiamo cosa dice questo economista. Una dichiarazione di Renzi assolutamente straordinaria. L'Italia non si farà dettare la linea dalla UE, dall'Unione Europea, era sui giornali in questi giorni. Bene, diciamolo subito, e lo voglio dimostrare in maniera molto seria: se sulla sede del Presidente del Consiglio in questo momento ci fosse un FON e non Renzi, sarebbe esattamente la stessa cosa. L'Italia ha firmato, ratificato in legge nazionale 3 trattati, vado molto rapidamente: il semestre europeo, che delegittima completamente il Parlamento italiano. La legge di bilancio del Paese deve essere prima presentata alla Commissione europea e solo successivamente al Parlamento sovrano, cioè ex sovrano. La Commissione europea può intervenire senza alcun ostacolo su redditi, tasse, servizi, Stato sociale. Il Trattato di Lisbona, sempre legge nazionale, dice e stabilisce che il Parlamento italiano deve fare prima gli interessi dell'Unione Europea e dopo gli interessi nazionali. Le leggi passate dal Parlamento italiano devono essere adeguate sempre, nel 100% dei casi, alle direttive della Commissione europea. Il Fiscal Compact stabilisce che dobbiamo fare il pareggio di bilancio, che come sappiamo vuol dire dare agli italiani 100 soldi e tassarli per 100 soldi e lasciargli assolutamente niente per il Paese. Se non facciamo questo, se Renzi disobbedisce, cioè se il FON disobbedisce, siamo sottoposti a una procedura di deficit eccessivo che è di fatto un processo. Possiamo essere multati per 2 miliardi di euro. L'Italia, il Ministero del Tesoro, deve chiedere il permesso alla Commissione europea prima di emettere i propri titoli di Stato. Il deficit di bilancio dovrà essere lo 0,5%, cioè sostanzialmente il deficit di bilancio, che è la ricchezza nazionale, scompare nell'economicidio dell'Italia. Ora, l'Italia è un paese che ha una spesa pubblica di 800 miliardi, togli 80 miliardi di interessi sui titoli di Stato e togli 220 miliardi delle pensioni, rimane una delle spese pubbliche più basse d'Europa. Togli 111 miliardi della sanità, che è la spesa sanitaria più bassa di tutta l'Europa. Dove andrà il lugubre esattore delle tasse, signor Padoan, a fare i tagli? Sempre negli stessi posti, cioè nelle pensioni, nella sanità, nell'occupazione pubblica, stipendi pubblici, e ovviamente ci tasserà. Ora, questo lugubre esattore farà il gioco delle 3 carte, lo vediamo tutti i giorni sui giornali. Il nostro Presidente del Consiglio Renzi, che è il FON a Roma, agli ordini della Troika, che è la reale potenza che comanda questo Paese da quando abbiamo perso totalmente la sovranità. Padoan dovrà fare il gioco delle 3 carte e tutto quello che investe verrà ripreso con gli interessi, perché, come dicevamo prima, l'Italia deve restituire ogni singolo centesimo di spesa pubblica ai mercati dei capitali privati. A me dispiace dire queste cose di fronte a persone che ne soffriranno veramente. Dire che abbiamo un Presidente del Consiglio e un governo autonomo è veramente un insulto alla sofferenza di milioni di italiani. Questo Filippini, che il ragionamento si faceva un paio di settimane fa. Ora mi sembra che le cose siano un po' cambiate. Posso dire che alcune delle cose che sono state dette fanno insulto all'intelligenza degli italiani e di quello che hanno detto nelle ultime elezioni. Detto questo, cominciamo da dire una cosa. Per esempio, che cos'è il pareggio di bilancio? Il pareggio di bilancio significa, lo faccio tutti i giorni in quanto sono io in questo momento in Parlamento per tempo limitato, perché poi tornerò a fare il mio mestiere, come è giusto che sia. Pareggio di bilancio significa semplicemente che se tu fai una nuova legge devi indicare anche la copertura economica, cioè devi dire con quanti soldi e dove li trovi per fare le cose che vuoi fare.
Questo si chiama normalmente la buona amministrazione, perché se facciamo un'opera pubblica, qui c'è il Presidente Casalin che lo può dire, di solito deve anche dire da dove tiri fuori i soldi con cui quell'opera pubblica la paghi. Seconda cosa, descrivere l'Europa come questa specie di mostro che come dire, uccide il povero paese e così via. Beh, per favore, abbiamo detto che vogliamo giocare la partita da protagonisti in Europa? Bene, lo hanno detto i cittadini italiani per primi, a che vogliono giocare la partita da protagonisti. In Europa noi possiamo cambiare la storia del paese, ma anche la nostra storia, grazie a Dio, se saremo capaci di essere noi quelle. E poi quello di dire che è il Fonna. Ma come si permette questo tizio di dire una cosa di questo genere? Sta dicendo allora al 40,8% degli italiani che sono il Fon di qualcuno? Ma come si permette di dire una cosa di questo genere? Vuol dire disprezzare il concetto stesso di democrazia. Ecco questo. Ha detto questo, ha detto che il Presidente del Consiglio è solo il Fon di qualcun altro. Questo ha detto. È stata una battuta infelice questa. Di solito si dice non sono la notizia. Giusto per dire un po' di cose. Poi ha fatto un bel po' di mescolamenti di cose che proprio non c'entrano assolutamente niente. Ho citato quello del pareggio di bilancio, ne cito un altro, dire che per pagare e cominciare a ripianare l'imponente debito pubblico che noi abbiamo, perché ce l'abbiamo quel debito pubblico, purtroppo, a differenza di quasi tutti gli altri paesi europei, ha detto che l'unica soluzione sarà intervenire aumentando le tasse. Beh, scusate, mi pare di ricordare che l'ultimo provvedimento che sia stato approvato, l'abbiamo convertito esattamente una settimana fa o 10 giorni fa, è il primo provvedimento che restituisce, cioè che comincia a diminuire la pressione fiscale. Allora, di che cosa stiamo parlando? Continuiamo a raccontare le solite storie o andiamo sul dettaglio delle cose che si possono fare? Matteo Renzi è andato in Europa ieri ed oggi a dire che l'Europa ha bisogno di cambiare il suo sistema, ha bisogno di approcciare alla politica economica in maniera diversa. Non dico che ci sia già riuscito, ci sta provando. Adesso vediamo se dalle cose che sono state fatte in questi 2 giorni ci saranno delle conseguenze. Guarda, io non sono un uomo di sinistra, però bisogna prendere atto di quello che abbiamo e di quello che si è verificato nelle ultime consultazioni. Matteo Renzi ha preso il 40,8%, no? E ha acquisito in pratica, ed è stato apprezzato da quelli che l'hanno votato, proprio perché ha parlato con chiarezza su quello che vuole fare a livello europeo. Cioè quello di riequilibrare un'Europa che oggi è posizionata completamente su posizioni dettate dalla Germania e dei suoi satelliti, cercando un'alleanza con i partner più vicini, tipo la Francia e la Spagna, no? Per poter vedere un'Europa molto più flessibile e che consenta di sviluppare le potenzialità che abbiamo. E su questo credo che l'elettorato italiano abbia dimostrato una inversione di tendenza, perché mira all'uomo. Uno che ha parlato chiaro su una cosa è stato capito e l'hanno premiato. L'altro uomo che è stato premiato nelle ultime consultazioni è stato Salvini. Ha parlato che alcuni sprechi, tra i quali tutti gli immigranti che noi ci portiamo a casa con spese superflue, inutili, senza dare risposte tangibili e solidali a sta gente qua, perché li manteniamo in bagnomaria, no? Spendendo una barca di soldi. Lo abbiamo visto con Bitonci, perché hanno premiato Padova l'uomo, perché ha parlato di un tema chiaro che si è sentito, che è la sicurezza. E allora su questo io credo che Renzi va sostenuto non solo dalla sua forza politica, ma anche dalle altre forze politiche, perché è una partita grossa questa qua.
dell'Europa. Se noi non cambiamo i rapporti e alcuni, diciamo, meccanismi che ci consentano una maggior flessibilità e una revisione di quello che è il debito che abbiamo e che hanno i paesi che guarda al Mediterraneo, perché altrimenti non riusciamo, per tutte le riforme che noi possiamo fare, non riusciamo mai a diventare, diciamo, partner attivi nel contesto europeo. Noi siamo partiti, l'Europa è partita su posizioni che non è la stessa linea di partenza. Se noi siamo partiti dalla linea di partenza e la Germania era 1 chilometro più avanti, a 900 metri c'era l'Olanda, a 800 il Belgio e noi siamo 1 chilometro più indietro, le difficoltà poi e la difficoltà anche di cambiare le nostre regole ci penalizza ancora di più, non possiamo, quindi l'Europa si fa e spero che Renzi riesca a incidere anche sui tedeschi che sono l'osso duro, no? Proprio per poter cambiare e ritarare quelle che era il gap iniziale. Solo così noi riusciamo a venire da fuori. L'avvocato Morosini mi stava facendo vedere col telefonino il debito pubblico che in diretta sì, che lo mettavamo anche noi che 800, ce lo può dire? 2.153 miliardi. Vuol dire 85 miliardi all'anno solo vale di interessi. Vale la pena di fare delle riflessioni sull'aspetto Renzi. Mi hai dato un assist su Bitonci e su Salvini, ma sono due personaggi completamente diversi. Tu mi hai interrotto, ma io non ho finito. Finisco perché poi parli. Perché dico, adesso si tratta poi di fare delle nuove, diciamo, tutte le riforme di una politica più snella, cioè di una burocrazia più snella, tutto quello che abbiamo detto e si legge nei giornali. Però bisogna anche mettere mano al portafoglio. Se noi non tagliamo i rami secchi, a cominciare noi ad esempio, non so, servono i 94 aerei che non so quanto miliardi costano. Sforare il tempo massimo. Siamo in grado di sostenere tutte le missioni dal Libano all'Afghanistan e quant'altro, dove mettiamo a repentaglio i nostri militari. Ci costa l'ira di Dio queste missioni e siamo i primi nel contesto mondiale per la presenza. Abbiamo, ad esempio, una riflessione che facevo su un altro dibattito. Ad esempio, io vengo dal mondo dell'insegnamento, no? Possibile che la scuola pubblica costa il triplo della scuola privata? Una riflessione, bisogna che la facciamo. Cioè, un bambino che va all'asilo costa 2.500, 3.000 euro, sulla scuola pubblica costa 7.000. Torniamo sull'argomento Renzi, che era legato all'Europa, se siamo serviti o meno. Allora, la mia riflessione, se mi permetti, è un attimo diversa dai due fenomeni Salvini e Bitonci. Renzi, all'indomani che Bersani ha perso, perché praticamente Bersani ha perso, i riflettori del sistema, che non il sistema che parlavamo prima, ma il sistema compiacente dei mass media, si sono puntati su questo ragazzetto e lo hanno preparato, perché se vai a memoria era un telegiornale dietro l'altro, un radiogiornale dietro l'altro, Renzi. Gli hanno preparato la porta per entrare nella segreteria politica del PD. Presa la segreteria politica del PD, se ti ricordi, la Merkel non è che chiama Letta, che è capo del governo, chiama Renzi. Renzi parte e Letta si indigna di questa cosa qua. Quindi cosa si sono detti la Merkel e Renzi quando si sono trovati così? Sono stato un viaggetto di complimenti. Ricordiamo quando era presidente del PD, cioè la cosa la devi vedere in crescita, perché se tu le cose le vedi oggi senza vedere tutti i vari passaggi, forse ti manca qualcosa. Allora, già all'epoca, dopo questo viaggetto a Berlino di Renzi, si rompe qualcosa nel meccanismo, perché anche Letta era un personaggio messo là.
si rompe un qualcosa dentro questa cosa, e tu osserva come tutto il sistema della comunicazione RAI è puntato su quel ragazzo. Pum, 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 pum. È chiaro che lui fa anche un certo tipo di politica, ha capito che bisogna svecchiare il PD, ma non è che svecchia il sistema, perché siamo lì, il debito pubblico, come ti dice Morosin, è in crescita, non è che l'abbia fermato. Allora, è uno che parla perché vuole cambiare, o è uno che parla per non cambiare niente? Perché la storia degli 80 euro, in sostanza, è quella cosa che gli ha permesso di avere un grande ritorno elettorale, che poi nella pratica di tutti i giorni, vedi cosa fa nascere. Quindi io non ci credo tanto che sia il cambiamento e che sia, diciamo, difforme da questa Europa. E ha servito l'Europa. E continua a fare questo tipo di politica. Dunque non è un uomo che secondo lei Manzolini può essere utile? Diciamo che non è l'uomo che cambierà le cose. Poi vedremo chi vorrà proporre come Presidente della Repubblica, perché uno dei ragionamenti che andremo a fare sarà chi indicherà. Morosi, no, volevo sapere se... Per il momento il Presidente è Giorgio Napolitano, lasciamolo stare, povero Giorgio. Guarda, mi fa tenerezza. Posso dare una piccola informazione? Io sono nella complessa distribuzione delle anime interne del PD, io sono una lettiana, cioè una molto vicina ad Enrico Letta. E ho sofferto come sono convinto, e tu l'avrai conosciuto tutto malissimo, ho sofferto tantissimo questa via crucis quando c'è stato il cambio, ma era un cambio pensato, studiato, messo a regime con i mezzi di comunicazione. Come assolutamente perché la RAI ha paura che succeda quello che è successo in Grecia, quello che la Merkel ha imposto ai greci, privatizzare la RAI. Alla RAI se la fanno sotto, lo stanno pompando perché li tenga là. Se la fa così, questo devono capire gli italiani, che continuino a pagare il canone, che continuino a vedere quegli spettacoli degni, che continuino a vedere quelle trasmissioni del cavolo. Che quando noi siamo in giro per il mondo, non facciamo neanche conoscere quali sono i nostri problemi. Questo è quello che sta tenendo in piedi Renzi. Se la fa così sotto sulla RAI, che ha appena tagliato 150 milioni alla RAI, e la RAI gli ha fatto subito lo sciopero contro. Sì, lo scioperetto non si è neanche accorto gli italiani. È la prima volta. Dai, più sistema e apparato di questo non c'è. Montepaschi di Siena. Continuate a pensare che sia soltanto la televisione che fa tutto. No, Montepaschi di Siena, il sistema bancario. Continuate così. Matteo Renzi, che si voglia o no, ha una forza di volontà e una determinazione che io non ho mai visto fino a questo momento, e lo dimostra il fatto che il 3 luglio in calendario al Senato c'è il primo voto sulla riforma del Senato. Diamogli un po' di tempo. Se passiamo le mani e arriva il Presidente come abbiamo fatto a scuola. Cosa che non c'eravate, non ci siete riusciti in 20 anni. Però Manzolini la prima volta quando ha fatto le primarie aveva perso, si è messo in disparte, poi è stato bravo lui a insistere nel suo modo di fare, il suo modo di snellire, di ringiovanire. Indubbiamente ha un linguaggio diverso. È stato che bravo, indubbiamente ha un linguaggio diverso dal vecchio PD. Il vecchio PD ha perso Padova perché continuava col vecchio linguaggio. E se continua col vecchio linguaggio, ma succederà anche con Renzi, perché vedrai che alla fine gli italiani capiranno che quegli 80 euro sono una truffa. Una grande truffa. Allora, continuate. Io farei questa considerazione, visto che Renzi sicuramente ha delle qualità come comunicatore, non c'è dubbio. Tra la comunicazione e i contenuti c'è un abisso, e soprattutto il consenso che oggi deve raccogliere all'interno di questa assemblea parlamentare, perché lui ha preso il 40,8, ma in Parlamento non ha la forza del 40,8, ha ancora quella con i numeri risicati. Oggi, 27 di giugno 2014, 35 parlamentari, di cui 14 suoi, gli hanno detto che la riforma del Senato, come lui la vorrebbe fare, non gli piace. E quindi quest'uomo non cambierà nulla. Siccome non siamo dei fessi,
non è nelle condizioni, per ragioni magari estranee alla sua volontà. Non dubito che la volontà del ragazzo, io lo chiamo il ragazzo, sia notevole, sia di una vivacità, di un'intelligenza soprattutto espositiva e comunicativa, ma i contenuti e i numeri non li ha in questo Parlamento. O hai il coraggio di buttarlo fuori e vai a elezioni, se no, glielo dico oggi, sta profezia la potete registrare, rimane registrata, dal 40,8 lui può avere solo una parabola discendente in autunno, ma non dico in autunno, lui si troverà inevitabilmente, ma è la logica della politica questa. Quindi lui o va a elezioni e si porta un Parlamento auspicabilmente dal suo punto di vista ancora al 40,8, quindi si porta a casa una maggioranza del 55% dei parlamentari, lui non fa nessun cambiamento, non illuda l'Italia sto ragazzo qua, non ha i numeri, il debito pubblico era, ve lo siete dimenticati, quando è entrato a governare il signor Bocconiano, professor Mario Monti, novembre 2011, era preoccupato, disperato che il debito pubblico era 1900 miliardi. Oggi ve l'ho fatto vedere in diretta, è 2153. Fate il calcolo quanti miliardi sono al mese. Sono circa 8 miliardi al mese. E aumento. 85 miliardi all'anno in più di interessi sul debito pubblico. E mi fa una manovra dell'IVA, il precedente Presidente del Consiglio l'anno scorso, per aumentare, per avere un introito. Ma per togliere a Morosi questo debito pubblico cosa si potrà fare? Ma per carità. Allora vede, no, per dire una cosa, la gente deve sapere che questa situazione è irriformabile. Certo. Non ci sono strumenti, le buone parole del ragazzo non risolveranno i gravi problemi che noi paghiamo quotidianamente. Ed è ora di dirla la verità, che il fallimento è nelle cose. Io ieri sera ho incontrato un imprenditore, ieri sera dopo cena, qua tra l'altro del Padovano, un grande imprenditore, uno che ha speso 27 miliardi di lire nel 2001 prima di Covid per mettere in piedi una fabbrica che oggi è chiusa e aveva 150 dipendenti che oggi sono a casa, ed era disperato, un uomo sano, uno che è partito dalla gavetta perché ha detto andavo ad andare a mangiare alle vacche quando avevo 14 anni, per 2 anni l'ho fatto. Uno che dalla gavetta è il tipico imprenditore veneto, quasi aveva le lacrime a 72 anni, dice. Io mi sono trovato i costi energetici, mi hanno messo in difficoltà i bilanci perché sono aumentati nel mentre io avevo produzione in corso. In sostanza, in Italia, questa Italia che è fallita, non ci sono i presupposti per fare impresa, non ci sono investimenti. 10.000 ragazzi neolaureati sono andati via nell'ultimo anno, ma cosa va a fare in Europa? Che cosa va a contrattare? Che cosa risolve questo ragazzo delle parole facili e dei risultati che saranno pari a zero? Indipendenza bisogna fare, questo è il punto. Professor Manocase, questo Renzi, a quanto sentire questa sera, non è che riuscirà a fare qualcosa di buono con l'Europa, nei rapporti con la Merkel, nei rapporti con gli altri stati? Ma mettere sulla schiena tutta la problematica italiana sulla schiena di Renzi direi che è come non lo so, essere impietosi. Atlante, no, che teneva sull'universo, ma non esiste, dai. E ne può, lui lo fa a parole, perché anche le parole servono, lo fa volentieri, lo fa con entusiasmo, ma sostanzialmente c'è tutta l'economia che sta girando alla rovescia. Quindi lui non è che può fermare questa economia che sta girando alla rovescia. E sta girando alla rovescia, l'abbiamo spiegato più volte nelle trasmissioni precedenti, perché c'è un interesse della Germania in un certo tipo di esportazione, quindi mantenere alto l'euro per tutta una serie di motivazioni. Ma io faccio un esempio. Allora, abbiamo detto, ho sentito prima, Monte dei Paschi di Siena. Abbiamo salvato noi italiani, ma non siamo diventati azionisti di Monte Paschi di Siena, abbiamo regalato alla fine 4 miliardi e mezzo, no? Pari a 40 euro a testa a tutti i cittadini, come aveva pronosticato Renzi. Ma la Germania prima ha tirato fuori 2.000 miliardi e non c'è un giornale italiano che lo abbia detto. 2.000 miliardi per salvare le banche tedesche che erano annegate. E la Merkel viene a farci le pulci perché abbiamo dato male, perché
Il peccato piccolo o grande che sia, comunque rimane peccato. Abbiamo salvato Monte dei Paschi di Siena e l'abbiamo salvata perché non ho capito dove sono andati a finire tutti quei soldi della banca, la banca più vecchia credo al mondo. No, sì. Ecco. Una tradizione e una capacità di creare profitto fin tanto che non andate a finire in certe mani. E allora, perché non siamo in grado di avere la dignità di andare in Europa e dire bene, siamo tutti uguali, come avete tirato fuori i soldi voi, avete salvato le vostre banche, che le banche tedesche, la Deutsche Bank in testa, erano annegate di debiti e le hanno salvate e nessuno ha protestato. Ma nel momento in cui la Grecia ha comprato carri armati, e non so cosa se ne faceva, dalla Germania, sommergibili dalla Germania, non so quant'altro, si è indebitata fin sopra la testa, guarda caso 3 mesi dopo l'hanno messa fuori. Ma stiamo scherzando? Questa non è Europa, questa è guerra. E guardate che le più grandi guerre al mondo sono nate qua. E sono nate proprio perché gli europei non vanno d'accordo. Allora, io mi auguro che Renzi riesca a orchestrare questa orchestra stonata. Ognuno canta la sua storia, ognuno fa gli affari suoi. Se non riesce a convincerli ad essere, che tutti noi europei riusciamo a creare un'unità reale e difende i cittadini europei, non le aziende europee, perché noi stiamo correndo per salvare aziende, banche, certo, tutto il resto, e stiamo sacrificando le persone, cioè il denaro vale più della persona, è una cosa pazzesca. Quando gli hanno proposto a Cristo, hanno detto a chi devo dare questa cosa, no, che era una moneta, dai a Cesare ciò che è di Cesare, dai a Dio ciò che è di Dio, non è casuale. All'uomo, l'uomo ha la priorità, la moneta che torni pure da dove è arrivata. Non possiamo andare avanti in questa maniera. Dobbiamo dare dignità ai cittadini europei di qualsiasi parte siano, e soprattutto i più deboli. E quindi cosa bisogna fare, professore? E bisogna che la Merkel vada a casa. Le dura questa. No, tutto è possibile. Allora, per 4 anni io ho predicato, la nostra trasmissione ha predicato avanti i giovani. No? E alla fine qualcuno di giovane è venuto fuori, e ne abbiamo visto anche a Padova, abbiamo letto un sindaco giovane. No, adesso, perché i giovani hanno più forza. Napolitano può al massimo essere la memoria storica dell'Italia, ma non è più in grado di esprimere nulla. Ammesso che precedentemente sia riuscito a esprimere qualche cosa, ho dei grossi dubbi quando lui si pentiva, dice io non sono sufficientemente comunista, se verrà ma professore Renzi non è uno giovane. Certo, e lo contestiamo, dico... È giusto che ognuno dica la sua opinione. Allora, l'operazione Renzi è un'operazione perfetta. Ha fatto copia e incolla di quello che ha fatto Berlusconi prima. Ha raddoppiato le pensioni, no? Quelli che avevano 500.000 lire, dice le portiamo 1 milione. Ha vinto, trac. La campagna elettorale di Renzi dalle europee è costata 10 miliardi. Abbiamo pagati noi benissimo, come quello che aveva fatto. Perché Berlusconi ha insegnato a Renzi: dal tuo avversario copia le mosse migliori e falle tu. E l'ha copiato. No, ma soprattutto allora, questa è la... il problema di Renzi... Continuate a dire la stessa cosa, mi va benissimo, vorrà dire che la prossima volta prenderemo il 45%. No, ti ha detto bene l'avvocato. Ma io non dico, scusate, non vorrei confondere la capacità mediatica di Renzi con le capacità invece che ha. Io ritengo che rispetto a molti altri, rispetto a Letta, e l'ho detto chiaramente, quando Letta, prima appena eletto, ancora era già sull'aereo e andava a fare le genuflessioni alla Merkel, mi ha sbalordito. Un capo di Stato dice: sono qui, avrei piacere di incontrarci, ci troviamo anche a metà strada, ma non vado a trovare la Merkel.
perché è tempo che diamo dignità agli italiani. E guardi che l'Italia è piena di soldi. Però perché nessuna nazione al mondo ha tanta riserva quanto ce l'ha l'Italia. E l'abbiamo detto, la prima il Giappone, il secondo l'Italia come tipo di risparmio. L'italiano è un risparmiatore e ne approfittano, perché uno va a rubare dove ci sono i soldi e quindi vengono in Italia. E cosa succede? Succede quello strano meccanismo per cui la BCE e Draghi presta i soldi alle banche, ha un tasso quando esplode il tasso di interesse al 6% e poi lo Stato mette le tasse per poter pagare le banche che hanno gli interessi al 6%. Non si è mai visto una cosa di questo genere. Abbiamo completamente capovolto. Una volta erano le banche che prendevano i soldi per conto dello Stato e poi li fornivano. Adesso è lo Stato che mette le tasse per poter fornire alle banche. Non si è mai visto, è una cosa impossibile. Però è vero che è andato Letta subito dalla Merkel, però è andato che Berlusconi prima e Renzi è andato ancora prima di essere Presidente del Consiglio. La domanda mia è, ma la Merkel è proprio imbattibile, non si può abbattere questa Merkel? La domanda che le pongo. Sì, sicuramente. Come spero che voglia dire una cosa un po' meno bellicosa. In che senso? Abbattere la Merkel. Nel senso politico, nel senso politico, non volevo dire nel senso ridimensionare sta donna. Sì, ridimensionare non è nel senso. Ma la Merkel è la rappresentazione. Perché non parliamo invece di modificare le politiche europee, che è una cosa di Napoli, un po' più poi vengo dalla Filippo di Napoli. Beh, io devo dire che allora, innanzitutto ho un po' di simpatia per la fronda del PD. In particolare ho letto che tra i frondisti c'è Mucchetti, che è un giornalista che stimo molto, e di conseguenza in realtà io fino a poco tempo fa non avevo una grande antipatia per Renzi. Devo dire che però ha fatto una cosa che per me, che sono una persona che dà molta importanza alla sincerità in politica, proprio mi ha dato molto fastidio. Lui ha fatto il decreto antiprecarietà e nel decreto antiprecarietà ha eliminato la causale per 3 anni dai contratti a termine. E secondo me libero, capisco anche le ragioni per cui si può giustificare una certa parte, diciamo, che sostiene oggi il PD possa volere questa cosa, di fatto dà una mano ai datori di lavoro. Tutto lecito, non chiamarlo decreto antiprecarietà, perché secondo me la precarietà è qualcosa che cozza con la stabilità. Allora la stabilità è quello di cui oggi i nostri giovani hanno bisogno. Se tu sei un leader e fai una scelta di questo tipo, devi anche dare il nome giusto alle cose. Non si chiamava infatti così. Questa è una cosa che a me ha dato fastidio personalmente. Sai, è un piccolo gesto, bastano poche cose nella comunicazione. Vediamo invece a Renzi in Europa. Renzi in Europa, tu hai detto il grande successo di Renzi. Io nella mia visione, un grande successo personale di Renzi, hai detto questo. Ho detto che Renzi ha avuto un grande successo elettorale che adesso sta cercando di portare anche in Europa. Personale, non del PD, questo mi ero segnata. Ecco, io secondo me, per come l'ho visto io e anche per quello che un po' ho visto ai seggi, anche sugli andamenti dei voti rispetto alle comunali ad esempio, credo che ci sia stata una forte coalizione di tutti i partiti che in qualche modo temevano la grande vittoria di Grillo e c'è stato un patto, forse non scritto, tra virgolette, o comunque anche una percezione degli elettori che forse si sono convinti che anche essendo di destra era bene dare una grande forza a Renzi, perché Renzi comunque viene considerato un po' l'ultima spiaggia rispetto a Grillo. Proviamo a pensare cosa sarebbe successo se queste europee, invece di vedere vincitore Renzi, avesse visto vincitore Grillo. Cioè chiaramente il messaggio era molto diverso, no? Rispetto alle possibilità anche di interagire con... Quindi l'ha votato per l'Europa. Questa è un po' quello che penso io. Ci stiamo trasmettendo opinioni, questa è la mia opinione.
È verissimo quello che diceva il professore, no? Bisogna andare contro la Merkel. Adesso abbiamo in agenda varie cose che riguardano l'Europa. Leggevo stamattina l'ANSA, una è la questione energetica, una è la questione migrazione, la flessibilità, il lavoro e la questione ucraina. Queste sono le grandi questioni europeo di questi 2 giorni. Esatto. Guardiamo un attimo cosa è successo. È stato eletto Juncker, si dice. Primo ministro Lussemburgo. Certo, ma questa è anche una vittoria della Merkel, quindi di fatto comunque abbiamo iniziato in questo momento appoggiando la Merkel e non andandoci contro, e eventualmente credo che siano in ballo delle nomine per l'Italia, ma ancora oggi non le abbiamo portate a casa. La seconda cosa, sull'emigrazione abbiamo chiesto una flessibilità sul diritto d'asilo, non l'abbiamo ottenuta perché avevamo già chiesto una modifica, e quindi anche questo non è una cosa ancora positiva. Però c'è uno spostamento di fronte. Quella è una cosa molto importante perché noi siamo tenuti al Trattato di Dublino, e sappiamo che col Trattato di Dublino il primo paese in cui mette piede chi chiede il diritto d'asilo è il paese che deve concedere poi il diritto, e di conseguenza per noi è un grosso problema, perché essendo frontiera sud dell'Europa abbiamo questo carico molto ma ha avuto delle molto garanzie forte. dall'Europa oggi. Posso dire una cosa? Io non l'ho letta questa cosa. C'è mica la bacchetta magica, si chiamerà anche Matteo Renzi, ma non è che di colpo risolve tutti i problemi. Altro che Atlante, a questo punto gli mettiamo direttamente sulle spalle il peso del mondo, che però se deve risolvere tutti i problemi in 24 ore. Ecco, la terza cosa chiamiamo Superman. Non siamo riusciti in 70 anni. Miseria, gli lasceremo un po' di tempo a sto ragazzo, per usare la stessa espressione, per fare le cose. La cosa veramente più importante io credo che sia legato all'ottenimento della flessibilità nell'interpretazione del patto di stabilità. Esatto. Ecco, in questo credo che non ci sia persona, adesso al di là delle antipatie o delle simpatie, che non ci sia persona in Italia che possa desiderare il fallimento di Renzi, cioè siamo tutti con Renzi nel momento in cui dobbiamo chiedere all'Europa la revisione del patto di stabilità, che noi non chiediamo come chiesero invece la Germania e la Francia nel 2003 di sforare il patto. La nostra linea è quella di dire che su determinati investimenti, su determinate spese non ci sia la rigidità di interpretazione degli esiti vado in pubblicità di Napoli, altrimenti è ma davvero, soprattutto andrebbe eliminato lo spread. Lo spread, ma sta qua. Che peraltro è molto molto diminuito, e il risultato di questa... Ma non è diminuito, non esiste lo spread, è una mera invenzione, non esiste lo spread. È stata Peccato che sia quello che determina il livello di interessi che paghiamo ogni giorno. L'unità dell'Europa non esiste, e poi inventiamo non esiste lo neanche spread. la fatta turchina per questo. Cioè mettiamo uno Stato economicamente contro un altro. E neanche Babbo Natale. E vogliamo fare l'Europa unita. È una roba pazzesca e l'accettiamo senza neanche parlare. Questo è il fallimento del sistema euro. Certo. Lo spread è il fallimento del sistema Fermi euro. tutti, vado un po' in pubblicità, abbiamo fatto poca pubblicità, poi abbiamo la chiusura della trasmissione, abbiamo tante cose ancora da dirci, voi rimanete con noi, a tra poco.